Tutto pronto per la quarta corsa. Femmine di 4 anni, vincitrici di 15.000 euro in carriera, 8 al via. L'1 Ellie May Dalvio, Davide Cangiano, 2 Eureka Di Cecco, Antonio Di Nardo, 3 Evita Trio, Maurizio Cheli, 4 Electra Mark, Daniele Cuglini, 5 Esther Pan, Vincenzo Luongo, 6 Eli Vielle, Giovanni Pelonara, in seconda fila 7 Eva Light, Lorenzo Talpo, 8 Elisabeth Rec, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. Favorita Evita Trio numero 3 dello schieramento. Start che inizia a prendere graduale velocità a metà della piegata conclusiva e si prepara al lancio. Tutti bene a rete, disposti a fare partenza. L'ultimo a toccare l'ala Ellie May Dalvio. Si ritrae Electra Mark. Partite. Veloce Esther Pan che sorprende tutti i partitori al suo interno e prende l'iniziativa. Cerca di sistemarsi subito in corda Eureka Di Cecco, Evita Trio che prova a puntare in avanti. Poi Eli Vielle a precedere Ellie May Dalvio, quindi Eva Light con accanto Electra Mark, ancora Elisabeth Rec. 200 metri passati in 15,4. A guidare le operazioni diventa ora Evita Trio che ottiene il via libera da Esther Pan che preferisce correre di rimessa. 400 da parte della portacolore della scuderia Trio in 32. All'esterno rimane Eli Vielle, condannata a schema durissimo. In corda Esther Pan segue le mosse della leader Evita Trio. La terza posizione in corda per Eureka Di Cecco che precede Ellie May Dalvio. All'esterno Electra Mark che cerca di andare a fare la seconda pariglia precedendo Eva Light. Si prosegue a buon ritmo comunque davanti alle tribune. Evita Trio, Maurizio Cheli in vantaggio, Eli Vielle che tira parecchio all'esterno, in corda sempre Esther Pan, 1 minuto e 3 decimi sul piede dell'1 15,3, i primi 800 metri di corsa. Evita Trio ed Eli Vielle, in corda Esther Pan, poi Eureka Di Cecco, ancora Electra Mark che però per il momento non progredisce, prova a muovere in mezzo alla pista Eva Light, chilometro in 1 15,3 per Evita Trio che è in vantaggio. Eva Light produce il suo spunto in terza ruota, aggira tutto il gruppo e si porta diretto a contatto della leader. Scende in corda Eli Vielle perché non tiene il contatto Esther Pan. Eva Light che va all'attacco di Evita Trio, la quale ora riaccelera sulla spinta della rivale. Electra Mark squalificato. Match a 2 tra Evita Trio ed Eva Light. Eva Light che attacca, Evita Trio che si difende, insiste Eva Light, è passata Eva Light che coglie la terza vittoria consecutiva e viene a vincere Eva Light e Lorenzo Talpo Junior al traguardo per primi, al secondo Evita Trio, al terzo Eureka Di Cecco. 1:14,6 ragguaglio cronometrico per il successo di Eva Light. Lorenzo Talpo per il training di Marco Azzaroni, colori di Carlo Bonfiglioli. Vince la 4 anni da leggendario, la terza corsa consecutiva in una decina di giorni. Forma iper spaziale per Eva Light e Lorenzo Talpo che esulta sul traguardo. Eva Light sul gradino più alto del podio di questa quarta corsa dal Savio di Cesena.